La nostra forza sta nei nostri valori, la nostra forza sta negli amministratori locali e nell'esempio di buon governo che abbiamo dimostrato nei territori. Patti chiari, amicizia lunga con tutti e, se serve, meglio soli che male accompagnati. Davanti a 450 amministratori leghisti, il padrone di casa Mario Conte chiude il suo intervento interpretando il sentimento della base leghista e strappando un lungo applauso. L'avvertimento è per gli alleati, in particolare Forza Italia, dopo i ripetuti attacchi al governo della regione, ma la linea scelta dal segretario regionale Alberto Stefani è quella di parlare della Lega e non degli altri, riempendo il salone di Santa Caterina con sindaci e consiglieri, frutto del radicamento del partito nel territorio, e non è mancato il ricordo del sindaco leghista per eccellenza. Non possiamo non ricordare Giancarlo Gentilini. Da Tokyo il segretario federale Matteo Salvini assicura che farà di tutto perché sia la Lega a esprimere il candidato presidente. Ci tenevo a dirvi che faccio e farò di tutto perché il buon governo leghista del Veneto possa avere continuità, senza togliere niente a nessuno, garantendo l'unità del centrodestra, che è un bene prezioso in tanti comuni. Però io penso che l'eredità di Luca Zaia e della Lega possa trovare in un uomo o in una donna della Lega, con una squadra assolutamente all'altezza, altri 10 anni di buon governo. È una Lega che vuole mostrare agli alleati la sua predominanza nel territorio, quella di Unità Treviso, senza essere prepotente. Parla di programmi per le regionali, Stefani, di visione che viene dal basso, di sfide per il futuro. Misura le parole, ma l'obiettivo è dimostrare il peso specifico del Carroccio in Veneto. Oggi noi non siamo qui contro qualcuno, non siamo qui contro una coalizione, siamo qui per costruire insieme il futuro di questo territorio. Siamo qui per costruire e disegnare insieme ai territori, ai sindaci, agli amministratori, alle comunità locali, quello che è il programma elettorale dei prossimi anni, quello che è il programma amministrativo della prossima regione. Non siamo contro nessuno, nel senso che siamo aperti a una coalizione, come io ho sempre sostenuto, una coalizione di governo a livello nazionale, a livello regionale e a livello locale, però è anche vero che la Lega a livello territoriale ha una classe dirigente molto importante. Noi facciamo la nostra parte, iniziamo portando il nostro contributo. Non siamo qui per lanciare candidature, per lanciare corse in solitaria, siamo qui però per costruire il futuro del Veneto. La base ha il diritto di dire la sua, ma le decisioni le prende il direttivo regionale, aggiunge il segretario. L'obiettivo rimane andare alle urne a novembre con il centrodestra unito. È Conte a ribadire che è inevitabile mettere dei paletti. Io a Treviso amministro col centrodestra unito, oggi in regione c'è il centro